6 persone arrestate, decine di conti correnti ed oltre 30.000 capi d'abbigliamento contraffatti di elevata fattura sequestrati. Questo è il bilancio dell'operazione Rubamazzo. 2 esponenti dell''ndrangheta affiliati alle cosche degli Anello Fiumara di Filadelfia e dei Mancuso di Limbadi erano a capo di un traffico di capi d'abbigliamento di moda falsi scoperto dalla Guardia di Finanza di Arezzo e Firenze. Gli altri 4 componenti del sodalizio sono residenti invece in Campania. È stato presentato questa mattina a Reggio Calabria il progetto Calabria Innova alla presenza del ministro dell'Ambiente Claudio Clini, frutto di una partnership tra la Regione, Fincalabra SpA e Area Science Park. Il progetto è rivolto all'imprenditoria giovanile, avrà sede a Cosenza e ha l'obiettivo di creare sviluppo ed occupazione. Saranno 38 i laureati calabresi che con le loro competenze avranno il compito di agevolare innovazioni sul processo di crescita delle imprese della Regione. Il Comitato Emergenza Occupazionale Crotone è sceso stamani in piazza Pitagora per manifestare contro i rappresentanti istituzionali e politici locali, rei di non impegnarsi per promuovere il lavoro nella città. Una decina di ragazzi hanno espresso attraverso dei cori, alcuni molto coloriti, e degli striscioni, la loro contrarietà alle scelte politiche non solo locali ma anche nazionali, sotto l'occhio vigile di diverse pattuglie delle forze dell'ordine. Il PD ha scelto Crotone come unica tappa calabrese dell'iniziativa Rifare l'Italia promossa dai giovani trentenni e quarantenni del partito sul tema del lavoro e del rinnovo generazionale. Domenica 4 dicembre alle 15 presso l'Hotel Best Western ci sarà Stefano Fassina, responsabile economia e lavoro PD, che ascolterà le proposte contenute in un piano straordinario proposto per superare la crisi. L'iniziativa è stata illustrata stamani nella sede del PD crotonese.